Perché guardate, il teatro si è concentrato molto la discussione sul teatro. Anche ieri c'era stato, mi pare, Rambuschi che è intervenuto a Telepordenone. Il teatro non è completato, però il teatro è funzionale. Quindi a fine anno noi avremo, dalla proiezione che abbiamo fatto, circa 20.000 persone in un anno che hanno visto e hanno frequentato il teatro. 20.000 persone, quasi una città come Portogruaro. Allora, il teatro certo manca della galleria, manca della bocca dell'orchestra, manca di un ascensore, chiaro? Manca di alcuni servizi, su questo non c'è dubbio, ma non sono servizi indispensabili per far funzionare il teatro, perché il teatro funziona e vi garantisco che per portare 500 persone a Portogruaro a vedere uno spettacolo non è una cosa semplice. Quindi certo non c'è la galleria, che non è finita. È probabile che non avendo completato la galleria ne risenta anche l'acustica, perché il teatro è costruito e realizzato per avere un'acustica adeguata dove dentro c'è anche la galleria. Però voglio dire, tutto quello che è stato fatto fino adesso è stato fatto in modo egregio, in modo eccellente. E quello che è più importante, noi siamo riusciti, e questo ci tengo a dirlo, siamo riusciti a fare un teatro che non è stato costruito per gli amanti della musica classica, come era una volta. Abbiamo costruito un teatro dove è un contenitore che viene usato dalla scuola, dai ragazzi, dai bambini, dal volontariato, da tutti chi vuole usarlo. È un teatro della città, cioè è un contenitore della città, non è morto, uguale. Allora, che si vogliono in qualche maniera, hanno fatto una polemica grossa dove sono stati fatti i parcheggi per il teatro. Io credo che oggi, che è stato aperto e anche con un'affluenza notevole, possiamo dire che alla sera il problema dei parcheggi va risolto, ma non è un problema drammatico. Cioè nel senso che c'era tutta questa preoccupazione dove facciamo i parcheggi per il teatro. Di sera alle 8:30, 9 si possono, non c'è più nessuno in centro. appunto, si può tranquillamente Infatti c'erano tutte le macchine. si può tranquillamente, voglio dire, mettere la macchina e frequentare il teatro. Allora, a cosa interessa ai cittadini? Sapere che manca 1.600.000 euro per completarlo tutto? Sapere che manca la buca dell'orchestra? Perché non si dice che è un teatro che all'inaugurazione era pieno e ha avuto un grande successo con l'iniziativa Così fan tutte di Mozart? Perché non si ha coraggio? Perché non si ha il coraggio di dire che quando lo usano i privati è comunque quasi pieno? Sempre.